Primo bilancio vede che abbiamo continuato i nostri servizi al cittadino, degli interventi di soccorso, dell'attività di prevenzione incendi e dell'attività di formazione per le squadre antincendio, in primis, e anche per la cultura della sicurezza. Per quel che riguarda l'attività di soccorso si è confermato purtroppo l'aumento di tre tipologie di interventi: quelli per il maltempo, prosciugamenti, caduta di alberi che diventano sempre più frequenti proprio per la violenza di tanti piccoli eventi, e poi anche la ricerca delle persone scomparse. È aumentato notevolmente il numero delle persone e spesso la ricerca non ha esiti positivi, o se ha esiti che ritroviamo il cadavere della persona. Poi ultimamente abbiamo anche notato un aumento degli incidenti stradali, in particolar modo con coinvolti giovani ragazzi.